Un giovane aspirante poeta che diventerà celebre, Aldo Palazzeschi, sta scrivendo sul suo scrittoio alcuni versi. Di solito durante questo lavoro, in prossimità dello scrittoio, dentro la sua stanza, è seduta la sua vecchia nonna su una vecchia poltrona. Questa immagine è abituale per il giovane Aldo. Una mattina, nel momento in cui è al lavoro, fra le sudate carte, come direbbe Leopardi, si accorge con la coda dell'occhio che l'anziana donna non è più seduta accanto a lui. Panico, inquietudine, preoccupazione. I familiari cercano la vecchia centenaria, la vecchia di grande valore affettivo. La cercano un po' ovunque, al mercato non c'è neppure in chiesa e neppure dall'anziana cognata. Dei bambini destano l'attenzione dei familiari della nonna di Aldo, in modo concitato, indicando un punto esatto. È lì, è lì, è lì, è lì, è sulla fonte, vicino alla fonte che dorme. Aldo si avvicina in prossimità di queste acque e sorprende la vecchia nel sonno perpetuo. 100 anni alla vecchia, nessuno la vide aggirarsi nel giorno. Sovente la gente la trova a dormire vicino alle fonti. Nessuno la desta. Al dolce rumore dell'acqua la vecchia s'addorme e resta dormendo nel dolce rumore dei giorni, dei giorni, dei giorni. Questi giorni hanno occupato l'esistenza anche dei nostri vecchi. Ossi sta facendo parlare di sé da qualche tempo, non solo per la poesia di qualità, ma anche per la longevità. Io ho fatto una ricerca in merito e ho constatato che molte vecchiette che possono ricordarci candidamente la metafora palazzeschiana hanno superato il secolo a Ossi, o comunque l'hanno raggiunto. Secondo i miei calcoli, negli ultimi 52 anni a Ossi abbiamo avuto una ventina di centenari e oltrecentenari, molte donne, pochi uomini. Questa è una fortuna che riguarda l'isola nostra. Non illudetevi, cari continentali, non fate le valigie, non venite a Ossi con l'illusione di scoprire l'immortalità, perché per arrivare a 100 anni bisogna essere nativi di Ossi, diversamente rimanete dove siete. Questa è la storia che vorrei raccontare stamattina, non solo ai miei compaesani, ma a chi ha la bontà di seguirci.
Io sono Danilo Cucca, ho avuto il piacere di conoscere William Simula per un'intervista relativa ad Antonio Andrea Cucca il poeta e con grande curiosità ho scoperto che William si occupa anche di un altro argomento che vogliamo, se vogliamo, ha un collegamento diretto con la poesia, che è lo studio della longevità. Questo mi ha affascinato, mi ha incuriosito, questo aspetto degli studi di William, tanto che ho avuto l'interesse di fare questa domanda e altre domande a William, una in particolare che mi è venuta subito spontanea, quella di chiedergli qual è questo collegamento, qual è la connessione che c'è tra lo studio della poesia, in particolare di Ossi, con la longevità, lo studio della longevità degli ossesi. Ma il primo dato immediato è questo, secondo me. Queste persone, circa 20, 18-20, erano nei confronti, ecco, della poesia popolare molto rispettose e ricettive. Quindi c'è ad esempio un Vittorio Fancellu, conosciuto come Padre Baienda, che era un noto poeta popolare a tavolino. Quindi vedi, già nell'immediato troviamo un'indicazione interessante. Queste persone non facevano parte del mondo consumista e, come direbbe Pasolini, non sentivano l'ansia degradante di essere uguali agli altri sul piano materiale. Vivevano di beni essenziali e credo che sotto questo aspetto ci sia il segreto della longevità, cioè condurre una vita sana, spontanea, genuina. C'era una importante rete di solidarietà e credo che sia proprio questo il segreto della loro durata di vita. Aver condiviso con fratellanza anche momenti difficili, come tu sai, queste persone hanno conosciuto il primo e il secondo conflitto mondiale. E quindi vediamo che cosa ci riserverà il futuro, perché ribadisco, d'ora in poi, a partire da questo momento, i centenari del futuro saranno membri di una società di carattere consumistico. Con questo voglio dire che sotto questo aspetto, per usare una metafora calcistica, sta vincendo, diciamo così, la società contadina che offriva dei valori per cui valori corroboranti che hanno consentito a un discreto numero di nostri compaesani di raggiungere il secolo o superarlo. Ti ripeto, d'ora in poi vediamo se la società consumistica è in grado di produrre soggetti sani, forti, con una memoria prodigiosa. Per ora, ecco, ho raccolto i nomi di esponenti di una società contadina, agricola, arcaica e così via. Insomma. Io ho visto la lista di questi nomi, qualche nome l'ho visto di sfuggita. Tu hai avuto la fortuna, magari da bambino, di conoscere personalmente o anche in età adulta uno di questi personaggi? Allora, ha avuto un influsso enorme su di me mio nonno per quanto riguarda la poesia, e di questo ne abbiamo già parlato. Per quanto riguarda la storia in generale, molto probabilmente sono stato positivamente condizionato dal comportamento esemplare di un mio compaesano scomparso alcuni anni fa, quasi centenario, si chiamava zio Januario, il quale da giovane ha fatto la guerra, quella del 15-18. Ho conosciuto quest'uomo mite in una circostanza banale. Allora, mia madre generalmente si recava in negozio la sera e mi invitava a seguirla. In attesa di essere, come dire, assecondati dalla negoziante, ci sedevamo su delle sedie insieme ad altri clienti.
fra cui quasi sempre incontravamo questo zio Januario. Zio Januario, un po' come tutti noi, moriva di noia in quel momento perché le attese erano lunghe e snervanti. Devo dire che il negozietto, benché piccolo, destava insomma l'attenzione di molti compaesani. E quindi questo signore ha immaginato questa cosa sublime, rivolgermi la parola, benché io fossi un cucciolo di uomo, avevo 5-6 anni, forse anche meno. Ed essendo una persona intelligente, Januario aveva capito che ero un bambino curioso, acuto, che poteva assorbire come una spugna cose etiche, cose relative alla storia, e quindi succedeva che egli mi invitava a sedermi accanto a lui e mi raccontava aneddoti relativi alla sua giovinezza, una giovinezza difficile per ovvie ragioni, dove non mancavano mai aneddoti relativi al primo conflitto mondiale. La prima volta rimasi estasiato, la seconda pure, tanto che la mia curiosità di bambino, una curiosità traboccante e piena, investiva mia madre, alla quale, la investivo con amore ovviamente, alla quale, conoscendo ormai le sue abitudini, chiedevo di recarci in questo negozietto perché immancabilmente avrei incontrato il vecchio soldato. Ecco, per almeno un anno, se la memoria non mi inganna, per almeno un anno ho vissuto dei momenti storici irripetibili con quest'uomo che ha avuto certamente un influsso su di me, tanto che da quel giorno che io all'inizio a livello inconscio magari provo una grande curiosità nei confronti dell'arte e della storia in particolare. Volevo farti una domanda un po' che potrebbe avere una risposta divertente, se vogliamo. Tu, grazie a questo studio, hai a che fare diverse volte con gli anziani. Ecco, si sa che a volte loro sanno essere, a volte anche buffi. Ecco, ti è mai capitato, hai un aneddoto da raccontare un po' divertente che ti è successo avendo a che fare con queste persone anziane? Sì, ce ne sono diversi. Uno, cioè, è abbastanza, come dire, curioso, insomma. Mi ricordo che un giorno intervistai una signora che aveva in quei giorni appena compiuto 100 anni, mi proposi un'intervista, lei accettò subito. Io pensavo di intervistarla per un quarto d'ora, 20 minuti, invece la signora, simpaticamente e logorroica, mi ha coinvolto per 3/4 d'ora. Ad un certo punto ho provato un po' di panico perché non riuscivo a trovare la chiusura, perché lei passava da uno argomento all'altro in maniera veloce, insomma, e determinata. In modo un po' goffo ho cercato, come dire, di chiudere l'argomento, io, come dire, anche gesticolando, ho manifestato il mio desiderio, insomma, lecito di chiusura, e lei a un certo punto mi ha detto: ma che fretta hai, che tanto noi due siamo insospettabili. E questa cosa mi ha... Insomma, ti aveva rapito? Sì, mi ha rapito in maniera, insomma, abbastanza imprevedibile. Poi porto nel cuore in modo particolare le due proprio longeve per antonomasia, che si chiamavano zia Vittoria Mura, che è scomparsa da poco a 109 anni e 2 mesi, una donna riservata ma nello stesso tempo piena di empatia. Mi affascinava il fatto che lei fosse una contemporanea addirittura del tuo bisnonno Antonio Andrea, di Romea Casu, di certi personaggi straordinari che hanno lasciato un segno indelebile a Ossi. Quindi incontrare zia Vittoria
automaticamente significava illudersi, insomma, in maniera splendida, incontrare questi artisti del passato. Porto nel cuore anche zia Caterina, che era una donna solare, simpaticissima, era l'opposto dell'ombra. In questa società malata prevale l'ombra, lei era corroborante, simpatica, non l'ho mai scoperta querula, era sempre, come dire... Poi raccontava un mondo contadino che ritrovi nella pellicola di Bertolucci, tipo Novecento, no? Questo mondo interessante, ricco di imprevisti, di umanità, insomma, di aspettative. In modo particolare porto nel cuore queste due preziose anche collaboratrici, perché mi hanno aiutato molto per sviluppare le mie modeste ricerche. William, secondo te questo tuo studio sulla longevità può essere un invito, un incentivo alle nuove generazioni o ai ragazzi come me di rivalutare l'esperienza, il pozzo di conoscenza che c'è in questi personaggi? Forse una volta ci si sedeva a tavolino, si ascoltava tutti insieme il nonno che raccontava le storie, oggi questa cosa si è persa. Secondo te può essere un invito a riprendere un po' queste tradizioni dimenticate? Non lo so, per quanto riguarda le nuove generazioni, non sono riguardo la loro recettività, sensibilità, empatia. Mi sembrano, come diceva Calvino, tutti loro, una astratta somma di comportamenti stabiliti. Sì, ci sono delle eccezioni lodevoli, tu sei una di queste, però mi sembrano spacciati. Il consumismo li ha corrotti, io conosco personalmente alcuni di essi, ma sono di un'ignoranza impressionante che dietro l'angolo può riservare delle cattive sorprese sul piano umano. Quindi questo mondo mi interessa relativamente, mentre sono innamorato del mondo di cui questi centenari sono stati protagonisti, con la loro sensibilità, con la loro grande umanità, con la loro allegria, con la loro gioia, nonostante i sacrifici, le due guerre. Ma a quei tempi era indistruttibile la solidarietà. E questa forse nel frattempo l'abbiamo persa di vista. Non saprei cos'altro. Per quanto riguarda l'elenco che ho sotto gli occhi, se vuoi posso leggerlo anche per i nostri ascoltatori. Allora, mi sembrava opportuno in questa circostanza leggere i nomi e la durata della vita di questi nostri compaesani centenari, ultricentenari. Qualcuno è ancora in vita, qualcuno se n'è andato poco tempo fa e altri sono morti parecchi anni fa. Quindi, come si dice in sardo, la Berresaidu, ad aprire il sentiero, è stato nel lontano 1969 Antonio Porchetto, il quale nacque nel 1866, quindi morì a 103 anni. Poi Vittorio Amoresu, 1875-1975. Francesco Muresu, 1892-1993. Salvatore Dore, 1899-1999. Giovanna Muresu, 1901-2002. Giovanni Vittorio Fancellu Notto Baiedda, nonché poeta popolare, 1904-2004. Anna Rosa Masia, 1908-2010. Caterina Solinas, che ho appena menzionato, 1913-2019.
Vittoria Usai 1914-2015, Filomena Muresu 1914-1916, Paola Marongiu 1916, è ancora in vita a 104 anni, vive a Sassari. Nicolosa Spanu 1917-2020, Don Diego Serra 1919, Francesco Serra 1920, Bartolomeo Fadda 1920, Veronica Murru, moglie di Bartolomeo, 1920. Nicoletta Serra a febbraio compirà 100 anni. Ma la più longeva persona ad Ossi è stata Vittoria Mura, 1911-2020, alla quale dedico questa mia modesta ricerca di carattere storico e che conferma Ossi paese di centenari abbastanza felici e rispettati dalla società. Questa ricerca speriamo, come dire, di includere in futuro dei nuovi nomi. Ecco, penso che anche sul piano statistico, insomma, sia molto interessante questa. Allora, curiosità, i Muresu paiono almeno 4 volte, pare che fossero tutti parenti. Vittorio Muresu, parente della Filomena Muresu. Vittoria Mura stessa, che è morta a 109 anni e 2 mesi, era parente di questi Muresu. Quindi ci sono delle curiose coincidenze. Il maschio più longevo è stato Antonio Porcheddu con i suoi 103 anni. A memoria d'uomo non si ricordano altri precedenti così interessanti per quanto riguarda i secoli precedenti, il 700 e l'800. Poi considera che la vita media all'epoca era fra i 50 e 60 anni. Io ad esempio ho 45 anni, se fossimo nel Medioevo dovrei essere già morto, perché all'epoca la vita era molto breve. Ecco, con questi nomi ritengo di aver per il momento, insomma, completato il mio lavoro. Veramente molto interessante. Ti ringrazio per avermi fatto partecipe anche di questo tuo settore di studi, veramente notevole. Ti faccio complimenti per l'impegno nella ricerca dei nomi e delle informazioni attendibili e precise che hai fatto. Ti ringrazio per il tuo contributo e speriamo di coltivare altre idee edificanti.